Va ora in onda la rassegna stampa. Buon Natale, ta 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 ta, la. Ma non era la spagnola, una canzone non mi ricorda qualcosa. Oh ragazzi, buon Natale, buone feste, gente. Ma che stupenda atmosfera che c'è, ragazzi. Lo studio pieno di panettoni, di pandori, manca sempre quello al pistacchio, accidenti. Oh, abbiamo un regista, Simone, uno che se non vede il panettone al pistacchio, ce l'ho qui il pistacchio, te lo do, ragazzi, è diventato come un gattino affamato, datemi il panettone al pistacchio. Ecco, i tuoi ascoltatori non te ne hanno portato uno, cosa pretendi? La collezione? Buongiorno, è Natale, ormai quasi ci siamo e la polizia perquisisce la sede di Askatasuna dopo l'assalto alla redazione della Stampa. Buongiorno, amici del centro sociale. E saranno al freschetto, dico, ma no, non c'era nessuno, no, dai, però è un segno, la stella cometa, come si dice? Stella cometa, cioè, sta splendendo sul centro sociale a Scatasuna. Buongiorno da Sammy Varin, lo so, sono quei giorni che la rassegna stampa la vorreste fare voi. Vi capisco, c'è gente qua fuori che bussa. Sentite? Ma noi vi apriamo, vi facciamo entrare, però sono io, il conduttore ufficiale, insomma, Sammy Varin, quasi 50 anni di radio, si è convertito poi alla Lega. Quando la Lega è nata sono passato dall'Italia alla Padania, signori, è stato uno smacco dal punto di vista dello stipendio, è vero, sì, però le soddisfazioni vuoi mettere, soprattutto oggi. Oggi non c'è che l'imbarazzo della scelta, potremmo aprire qualunque giornale, tranne il Manifesto forse. Sai che giuro non ho guardato la prima pagina del Manifesto, adesso vado a vedere il Manifesto, così ci roviniamo subito la giornata. Dai, fuori asset, ha fatto la battuta. Alla vigilia di un Consiglio UE che si annuncia teso, Meloni in Parlamento si smarca da quasi tutti gli alleati europei sulla confisca definitiva dei beni russi e sull'invio di truppe e ribadisce il legame con gli USA. Di armi non si parla per mascherare la spaccatura nella maggioranza. Infatti la Lega ha detto che non voterà un nuovo invio di armi. È chiaro che i malpensanti diranno: e allora faranno un giro di parole, gli diamo qualcosa all'Ucraina, Fuori asset, il titolo principale del vostro quotidiano, nostro quotidiano di riferimento, il Manifesto, che in taglio basso naturalmente c'ha Open Arms, la soluzione di Salvini. La Cassazione respinge il ricorso dei PM di Palermo, il governo esulta pensando al referendum, ma bada ben, a parte il titolo abbastanza scarno, devo dire, potevano fare di meglio, degli amici del Manifesto, la notizione è proprio questa, signori. Matteo Salvini assolto, quindi non ha fatto nessun reato, quindi perdonatemi, e questa soluzione potrebbe creare e creerà giurisprudenza. Io non capisco nulla di giurisprudenza, ma ho imparato che questi magistrati, questi giudici vanno a vedere le sentenze passate e quindi non far sbarcare immigrati clandestini non è reato, perché possono sbarcare da qualche altra parte. E quindi la domanda che Sammy Varin vi fa, e poi Simone lanciamo subito il contributo musicale, è questa: signori, lo rifacciamo? Buongiorno a tutti i malati, buongiorno a tutti i razzisti e anche ai pochi intelligenti. È una terra con tanta nebbia, ma le belle stesse de sicuro.
Mio il mar e le manca minga, perché chi stu ben come un sciur, che la gente suda e laura, come invece fanno d'alter par. Mangen beven tuc la aroma e a num nanca un toc de pan. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa e lui invece al Paul Pascià. Sammy, c'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te. Chi stu ben chi scia cammina e garumpi bal a nessun, e però al gapur d'anda via chi al ben chi e la fa da padron. Pieno post per chi al massa è il roba e i crocifissi sa tu che no, ma vacca tua a fa sta roba o t'ha sbato un denter nel po'. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa e lui invece al Paul Pascià. Noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Noi non vogliamo i clandestini. Mago Varin, questa è la frase della canzone La Padania che io cantai scherzosamente un po' di anni fa in featuring con Matteo Salvini. Questa è la frase clou. Certo, io, come ben sapete, ho uno studio di cartomanzia, vedo, prevedo e stravedo. Ora Simone ha deciso di fare una società con me, lui ci mette la faccia, che è meglio della mia, e io ci metto la voce. Cioè, la frase clou: noi non vogliamo i clandestini. Il motivo per cui Matteo Salvini e la Lega sono stati votati tanti anni fa per la prima volta e ancora negli ultimi anni è questo: noi non vogliamo i clandestini. Ma gli immigrati vanno benissimo, c'è bisogno di immigrati. Sono i clandestini che non vanno bene, perché essendo clandestini, non trovando di meglio da fare, rubano, picchiano, violentano e adesso si stanno facendo anche il partito islamico. Chiaro che torniamo, abbiamo voluto iniziare scherzando la canzone La Padania di Sammy Varin, un errore di gioventù, qualcuno dirà, ma ragazzi, rivedere questo video è girato qui in via Bellerio, nei vecchi studi di Radio Padania Libera e in un agriturismo della Bergamasca, leggendo i centinaia di commenti. Oh, e poi è un pezzo che ha 30.000 visualizzazioni, cioè non è che adesso l'abbiamo guardato solo io e te, ragazzi, per una radio di nicchia, per un essere di nicchia come il sottoscritto Sammy Varin, è un successone. Io sono stato contento di questo pezzo, soprattutto perché ancora adesso è attuale, capisci? Noi siamo gente che lavora, siamo gente che ama e difende la nostra terra. Gli immigrati vanno benissimo, ci danno una mano, ma si devono integrare. E integrare, l'avete sentita prima l'intervista a Vannacci, sacro generale Vannacci, rappresenta una Lega anche del futuro, secondo me. Beh, ragazzi, integrare non vuol dire che siamo noi a doverci integrare agli immigrati, sono loro che si devono integrare a noi. È inutile che mi guardi, Simo, è inutile che mi guardi, sta facendo il comizietto Sammy Varinetto, hai capito bene? Ok, non lo faccio più. Torniamo.
Sì, devo darci buongiorno, rassegna stampa, certo, ciao ragazzi di YouTube, ciao ragazzi di Facebook, spero ci siate ancora perché dopo aver trasmesso la canzone La Padania di Sammy Varin ci sono strane reazioni nei social. Buongiorno agli amici della Radio DAB, buongiorno a chi sta per ascoltare una rassegna stampa come mai nessuno l'ha fatta, ok? Perché noi la facciamo diversa, a noi piace essere diversi e partiamo dai giornali che ci interessano di più, che io penso vi interessino, perché vi conosco molto bene, perché faccio la radio da 50 anni e da 20 e passa sono qui a parlare ai microfoni di una radio della Lega, del centrodestra, ma soprattutto dei cittadini, della gente. In questo pezzo che vi ho trasmesso, La Padania, ci sono telefonate in diretta di personaggi che mi hanno odiato e che adesso mi amano, ma è sempre stato così, anche le donne all'inizio mi odiavano e poi tutte quante mi hanno amato. E allora tuffiamoci sul quotidiano che mette proprio in prima pagina la notizia in grande e grosso: chiuso il caso Open Arms, la farsa è finita, Salvini assolto. Questa è l'apertura del quotidiano Libero. Sberla della Cassazione alla sinistra, una volta tanto. Senti. Aia. L'odore, il profumo della sberla, cazzo, me la sono dato davvero, sberla della Cassazione alla sinistra, una volta tanto. Siamo noi che abbiamo dato uno sberlone a tutti voi che aspettavate che Salvini fosse condannato per difendere i confini dell'Italia dai clandestini, ragazzi, che noi li vogliamo bene, abbiamo visto qualche film ben pensante della sinistra, ci dispiace, Io Capitano ha portato tanta gente sul barcone, tanti muoiono ogni volta, però basta, venite in maniera giusta nel nostro paese, senza entrare clandestinamente, si bussa e si viene volentierissimo, c'è bisogno di manodopera, ma se arrivi senza rispettare le leggi sei un fuorilegge e vai avanti a fare il fuorilegge a vita. La sberla, non me la do più, della Cassazione alla sinistra, finisce la caccia dei PM al leghista iniziata nel 2019, ok? Finisce la caccia a tutti noi, perché ora si fa giurisprudenza e qualcun altro potrebbe ripeterlo quel gesto. Basta clandestini, noi non vogliamo i clandestini. La mettiamo ogni ora la canzone La Padania di Sammy Varin, ci stai? Come no? Dice di no, regista. Perché? Scusa, ma ogni ora direi, il disco clock di Radio DJ, disco clock, e mettiamo La mia patria è la Padania. È finita la caccia al leghista iniziata nel 2019 per aver fermato un barcone di migranti. Il Parlamento applaude, le ONG frignano. Siamo su Libero, Meloni in aula prima del Consiglio UE, invocano libertà per l'imam di Torino e poi censurano i libri di destra. Ragazzi, la notiziona, fammi vedere se anche il Corriere, no, il Corriere non la mette, ma quelli di Repubblica, sai, loro hanno proprio gli inviati direttamente dal centro sociale, no? E quindi quelli di Repubblica l'hanno messa in anteprima, che stanno perquisendo il centro sociale a Scatasuna. Sveglia, gli hanno dato la sveglia questi tizi qua. La polizia perquisisce la sede di Scatasuna dopo l'assalto alla redazione della Stampa, ma erano tutti ubriachi, non sapevano neanche dove fossero. Secondo me è andata davvero così, hanno sbagliato giornale, il primo che gli è venuto sotto mano. Dai, ritorniamo sul sacro quotidiano Libero, perché è ricchissimo e soprattutto ci piace, che mette davvero Matteo Salvini in grande. Tutti hanno un riquadretto almeno piccolo su Matteo Salvini oggi. L'editoriale di Mario Secchi: chi ripaga Matteo per anni di gogna. Ce ne siamo accorti tutti quanti, ragazzi, cioè i giornali lo hanno bollito, il nostro segretario federale, lo hanno consumato. Lui va avanti alla grande, perché il mestiere che sta facendo adesso è le infrastrutture, è uno dei più duri e uno per i quali ci incazziamo, perché quando poi le cose non funzionano, i treni si fermano, le strade ancora non sono finite, ci incazziamo, ma lui sta mettendo pepe in culo
a tutti questi che voglia di lavorare saltami addosso, ragazzi. Quindi sacro Salvini, ministro delle infrastrutture, ma attenzione, l'ha ripetuta anche l'altro giorno su Rete 4 la frasettina, chissà se avremo i voti che Salvini possa ritornare a essere ministro dell'interno. Oh, lo amiamo l'attuale ministro dell'interno, ci mancherebbe altro, però diciamo che non è Salvini, e magari rifare quel gesto eroico di dire no, qui non si sbarca, cari clandestini, ci dispiace. Oh, non state bene? Chiaramente veniamo e vi aiutiamo, gli assorbenti per le donne glieli portiamo, e non come qualcuno dice avete lasciato le donne senza assorbenti. Chi non sta bene scende dalla nave, come effettivamente è successo, ma questa è l'Italia e voi non sbarcate senza nessun permesso. Matteo Salvini assolto, scrive Mario Secchi, la Cassazione ha chiuso il caso, ma quello del processo politico che non avrebbe mai dovuto celebrarsi è aperto. Un ministro che svolge il suo lavoro dentro i confini della legge per difendere i confini dello Stato e viene trascinato sul banco degli imputati per anni, è una macchia nel sistema giudiziario che la soluzione non cancella. Le accuse a Salvini dovevano essere archiviate subito, ma il caso Open Arms serviva a orchestrare una campagna contro la Lega, che allora viaggiava al 30% dei consensi, e contro il suo leader, una manovra che era iniziata con lo scontro tra Conte e Salvini sulla politica migratoria. Adesso Conte è passato dalla nostra parte, eccolo lì che bussa al portone di via Bellerio. Lascialo fuori. Sì, stabilita nel patto di governo tra grillini e leghisti, la famosa politica migratoria. Un cortocircuito tra premier e ministro dell'interno, che avrebbe poi condotto a un ribaltone dall'esecutivo giallo-verde a quello giallo-rosso, con Conte sempre a Palazzo Chigi, i pentastellati ancora al comando e il Partito Democratico al posto della Lega. Oh, questa notte su Rai 1 nel notiziario hanno detto i 4 stelle. La signorina ha detto i 4 stelle al posto che i 5 stelle, non se n'è accorta, non si è proprio, non ha fatto vado avanti, sì, una manovra di palazzo intrecciata a un assalto giudiziario, un classico degli ultimi 30 anni di storia italiana. Salvini è stato imputato e presunto colpevole per la gran parte della stampa italiana, trasformato in un nemico pubblico. Ha subito non un giusto processo, ma una gogna che serviva a cancellarlo dalla scena politica. Il ricorso per saltum in Cassazione da parte dell'accusa è stato l'ultimo colpo di coda dei PM di Palermo per evitare il collasso anche in appello di un'inchiesta che non stava in piedi. La magistratura dal caso Salvini esce doppiamente sconfitta. Ha invaso il campo della politica e confermato quanto sia importante votare sì al referendum sulla riforma. Va rifatta giustizia. Così, signori, il quotidiano Libero con Mario Secchi, che in centropagina mette anche la corona di fango, tutta la verità sul linciaggio di Signorini, messaggi WhatsApp diffusi per screditare il presentatore. Tu sei stato a letto con Signorini e allora non puoi pensare di fare carriera, scusa. Gliene hanno dette di cotte e di crude, vi dico la verità. A me questo personaggio non mi è mai piaciuto, però è bravo, e che cosa vuol dire? Cioè, anch'io ho una brutta faccia e non mi piaccio, però sono bravo, che cazzo sto dicendo? Comunque sia, ragazzi, non esiste scrivere ste robe, se non vai a letto con Signorini non vai da nessuna parte, cioè robe schifose, ma stiamo parlando naturalmente del signor Corona. Molliamo il quotidiano Libero, ragazzi, poi entriamo, vado ovunque, ditemi su che... non vi ho detto il numero di telefono, potete inviarmi un messaggio, 340 67 09 659, vai, fatelo subito, festeggiate con me, gioca giù, 340 67 09 659, ditemi la vostra su questa soluzione di Matteo Salvini, ma anche voi
anche voi che adesso dite che non siete più della Lega e votate, cos'è che è la Lega Alpina Lombarda? No, dai, quella c'era ai tempi, il Grande Nord, il Patto per il Nord, tutte quelle finte leghe inventate per farsi le leghe, già, visto che non avete avuto la cadrega nella Lega e quindi fate felice il PD, lo invitate anche alle vostre riunioni. Cosa ne pensate di questa soluzione? Cosa ne pensate che la Lega ha sempre fatto la Lega? Semplicemente qualcuno che non è riuscito a avere la cadrega ha iniziato ad arrabbiarsi, a protestare e ha deciso di farsene altre di leghe, appunto assecondando la sinistra. 340 6709 659. Il Corriere, in taglio alto: manovra, tensione nel governo sulle pensioni, la Premier, l'emendamento va cambiato. Anche qua, signori, c'è la Lega. Siamo diventati dei rompicoglioni nel governo? Lo siamo sempre stati anche quando non eravamo al governo, ma in questo caso devo dire sì. Siccome quel vecchio presidente della Repubblica no, non era Ciampi, oggi la moglie ha 105 anni, viene intervistata da un quotidiano, ragazzi, no? Un certo Cossiga, vi ricordate il picconatore Cossiga? Oh, quanto lo amavamo, ragazzi, quanto ci manca rispetto l'hanno chiamata di nuovo mummia, vergogna, un po' di rispetto per il presidente della Repubblica attuale, dai. Fatto sta, siamo diventati il moschino fastidioso anche di noi stessi, del nostro governo. Legge di bilancio, clima teso nella maggioranza per la nuova stretta sulle pensioni. La Lega va all'attacco. Interviene la Premier Giorgia Meloni, l'emendamento dovrà essere corretto e garantisce per i riscatti non ci sarà retroattività. Il ministro dell'economia Giorgetti difende la Ragioneria Generale, la stretta sulle pensioni porterebbe un gettito di 2 miliardi a partire dal 2031, opposizioni e sindacati all'attacco. Fatto sta che ancora una volta, signori, la Lega risponde alle vostre telefonate. Questa non è una radio, è un pronto Lega, è un cordone ombelicale continuo con i vostri messaggi a 340 6709 659 che contengono le vostre proteste. Queste proteste diventano proposte e arrivano direttamente alla Lega a Roma e Giorgetti è tutto contento. La Cassazione conferma assolto Salvini. Sono un riquadretto, ma che vuol dire tutto. Sul Corriere, certo, è importante anche questo, siamo tutti dei maialini, dei porcellini, delle scrofe no, suona male, ma maialini a me è piaciuto questa cosa. Putin insulta i leader europei, Lo zar ha detto maiali approfittatori accodati a Biden. Maialini suona meglio però, Dipende. Ora io un po' che non studio il russo, fatemi sapere qual è il termine esatto russo. Oggi il Consiglio UE è decisivo sull'uso dei beni congelati e attenzione, a proposito di Europa, oggi festeggeremo, perché ci sono state delle belle vittorie anche sul fronte europeo, sul fronte immigrazione. Alla fine ci hanno dato ragione. Oh, ma cosa sta succedendo? Danno tutti ragione alla Lega adesso. Sapete che la Lega ha sempre ragione, ma la ragione è dei fessi, per cui sono un po' in cortocircuito. Dopo glielo chiedo a Isabella Tovaglieri. Alle 9 abbiamo Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, ospite qui. Dicevamo, siamo tutti maialini, ma ci piacciono tanto i maialini, non da mangiare. Oh, io veramente voglio diventare vegetariano, ce la faccio. Putin accusa l'America di Biden di aver iniziato il conflitto in Ucraina e maiali europei di essersi subito uniti all'impresa. Asset russi, per la Premier Meloni serve una base legale, perché l'ha capito anche lei. Se sbagliamo qualche cosa poi glieli dobbiamo dare indietro con gli interessi.
oggi se ne parla al Consiglio d'Europa. Ma in centropagina, come vi dicevo, proprio qui sul Corriere, Franca Ciampi, i 105 anni che compie in questi giorni. Bello articolo, bella l'intervista all'interno del Corriere. C'è qualcos'altro che vi può interessare? Sì, questa è vergognosa, ragazzi miei. Forza tutti quanti a fare gli occhi a mandorla. Mi fai il filmetto, per favore? Ora, attenzione, guardate, mi sto tirando le palpebre. Ecco, Sammy Varin si fa gli occhi a mandorla. Mima gli occhi a mandorla. Miss Finlandia perde il titolo. In prima pagina sul Corriere. Perde il titolo di Miss Finlandia. Il motivo? Sara Zavce, la vincitrice, su un post aveva mimato gli occhi a mandorla, esclusa anche dal concorso di Miss Universo, cioè perché aveva detto che era stata a cena al ristorante cinese. Era già successo in passato, una stronzata del genere, non è la prima volta, però ragazzi, è razzismo. I cinesi su questo si offendono facilmente, cioè non lo so, su altro no, su questo sì. Va bene, no, cioè va male, va malissimo, e torniamo su questo argomento. Adesso sto un po' sulle prime pagine, sto ballando, balla sulle prime pagine oggi Sammy Varin, persino sul Fatto Quotidiano ballo questa mattina. Eccolo qua, Meloni, niente truppe né asset, PD isolato e più bellicista di lei. Attenzione, è carinissima la prima pagina del Fatto Quotidiano. Usare i beni russi solo su solide basi giuridiche e niente soldati in Ucraina, ma sulle armi la lite con la Lega resta. I Dem contro il piano USA, Conte e le scommesse di vittoria. Fatto sta, signori, che su questo argomento, e lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso, perché la sinistra ha presentato quante? 7 mozioni, una diversa dall'altra. Dopo ve ne parlo. Siamo sempre sul Fatto Quotidiano. In centro pagina la strategia della pensione. Signori, meglio del Manifesto oggi. Il Fatto Quotidiano lo amiamo. Ennesimo pastrocchio sul riscatto dei contributi. Meloni contro Salvini. La norma rimane ma non sarà retroattiva. Fatto sta, la Lega non ci sta e qualcuno ha evocato la famosa manina. Di chi è la manina che ha inserito questa cosa? Tranquilli, non c'è fretta, abbiamo tempo fino al 31. Di tempo ce n'è, ragazzi. Sì, dopo deve tornare ancora alla Camera, ma è una roba da mesuretta, capito? Si lavorerà anche di notte. L'esercizio provvisorio non lo facciamo, qualcuno già lo evoca su Repubblica. No, non lo facciamo. E anche se fosse, che sarebbe la prima volta, cioè in America lo fanno ormai normalmente, non è successo niente. Sì, qualche voletto cancellato, ma guarda, a noi è normale. Sto facendo della retorica poco allegra. Il Giornale, signori, anche qui balla sul Giornale, balla sul Giornale. L'hanno sequestrato per 2220 giorni. Non farmi ridere, se ridi tu, Simone, poi rido anch'io, rido di me stesso. Non è pensabile che un giornalista rida di se stesso, capito? Che io non mi ascolto mai, poi non riascolto mai le mie trasmissioni, non me ne frega niente delle mie trasmissioni. Meglio, sì, no, che non avrei proprio il tempo fisico di farlo, e quindi non ho idea se quello che faccio fa anche un po' ridere oppure no. Le poche volte che mi riascolto, sì, rido molto. Caso Open Arms, assolto Salvini, l'hanno sequestrato per 2220 giorni. Loro, i giudici, hanno sequestrato Salvini e vi dico la verità, un po' anche me, un po' anche voi siamo stati sequestrati per questo, sputtanati. Chiaro, adesso è lo sputtanamento. Olè, non finisce mica qua, assolutamente. Ve l'ho detto, ormai Salvini viene indicato come la colpa è di Salvini, che è anche un po' nostra per qualunque cosa. Non ce ne fotte nulla a noi e neppure a lui, perché vedete, va avanti come un treno e molto spesso riesce a farli andare anche meglio del passato, i treni. Ci dobbiamo fermare? Sì, dobbiamo. Mi viene da piangere, da tossire, da ridere, da vomitare insieme, però
scherzi a parte, il quotidiano Il Giornale, bellissimo, crolla il teorema antigoverno dei PM, il leghista dice difendere i confini non è reato, ma ora chi paga? L'abbiamo visto Salvini ieri a 5 minuti su Rai 1, ragazzi, chi paga? Tutti sti soldi del processo, chi paga? Sempre sul Giornale, a parte l'editoriale di Tommaso Cerno che tra poco vi leggo, l'imam che elogia Hamas, attenti al nuovo leader, Genenalter, arriva un altro idolo, signori, eccoli qua, siamo 3 idoli a sinistra, 3 nuovi idoli a sinistra, i resistenti palestinesi, mobilitazione per gli imputati. Poi ancora sul Giornale, Meloni, niente soldati, idea prestito ponte a Kiev, ragazzi, ricchissimo, con anche la svolta di Bruxelles, all'auto green che affonda insieme alle gretinate di certa politica, l'articolo di Filippo Facci, ne parliamo anche di auto green, alle 9 arriva la Tovaglieri qui su Radio Libertà, mi devo fermare, fermatemi, arriva il bolero di Fabrizio Giannuzzi.
Una bellissima atmosfera anche guardando il paesaggio intorno a voi, stiamo quasi con la luce, sta nascendo in questi minuti la luce, ma ci sono ancora le lucine di Natale accese in molte città. Il bolero di Fabrizio Giannuzzi, da suo CD che trovate in distribuzione, ma lui è italo-tedesco, quindi non si capisce se bisogna andare in Germania a comprarlo, lo trovate anche qui, certamente su YouTube trovate molta della sua produzione. Questi sono frammenti di ricordi musicali con vecchi amici con cui si è accesa un'intesa fortissima e poi l'amico lo perdi di vista e chissà dove è finita, ma la magia della musica creata insieme rimane. 6 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno, buon Salvini a tutti voi, signori. Sì, tantissimi messaggi, centinaia di WhatsApp da ieri sera quando si è saputa della soluzione del capo della Lega, tanti WhatsApp al 340 6709 659 che io vi leggo con Giuseppe De Franceschi della Lega di Cassano Magnago, la Betlemme della Lega, dove chiaramente vive Sammy Varin, avendo sposato una selezionatissima leghista, figlia di papà e mamma leghisti, cioè chiaro che uno se si sposa bene, ma non dovevano nemmeno condannarti perché hai fatto il tuo dovere come ministro, è comunque una giusta vittoria e teniamo duro, chiaramente. Il verbo bossiano è sempre con noi. Ciao Umberto. Non c'è sui quotidiani oggi una frasettina di Umberto. Dai. Faccela scrivere Umberto al 340 6709 659 se no dopo sai ce la scrive il Grande Nord, il Patto per il Nord eccetera, è meglio che la scrivi a noi a questo punto, se no loro magari se la inventano. Mamma mia come sei ostioso oggi, ostioso sta per astioso Sammy Varin. Ciao Sammy, fai i miei auguri a Matteo, finalmente giustizia è fatta, open arms e open legs. Suggerisco di stampare e distribuire dei volantini a tutti i clandestini già presenti a quelli in arrivo con tutti i nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono di quelli che li vogliono far entrare a tutti i costi, così provvederanno loro a mantenerli coi loro soldi. Ma caro, c'è la privacy. Per la guerra alla Russia ha ragione Matteo, non c'è riuscito Napoleone e Hitler, vuoi che ci riesca l'armata Brancaleone guidata da dei pagliacci UE? Ma non si può dire, capisci? E chi vuole fare la guerra alla Russia come la von der Leyen si accomodi in prima linea al fronte. Vadano avanti loro che a noi ci scappa da ridere. Ciao Oliviero, arrivo, ed eccola qua la Cassazione. Guarda questa foto che bella, guarda. Assoluzione per Salvini, remigrazione per i clandestini. Bello lo striscione dei giovani di Bergamo che lanciano un messaggio forte e chiaro, un messaggio che è anche un massaggio, e forse è davvero il caso di cominciare a parlare seriamente di remigrazione. Un verbo c'è in latino, remigro, remigras, remigravi, remigratum, remigrare. Dopo guardo sul vocabolario, dobbiamo cominciare a spiegarlo, a raccontarlo. Oggi abbiamo la Tovaglieri alle 9 e lo declineremo con lei. Se difendi i confini vai a processo, se predichi come un imam, l'imam lo ricordiamo, è quello che dovevamo liberarcene e invece lo hanno liberato qua da noi, è quello che racconta la politica filo islamista e forse anche filo terrorista. Abbiamo a volte delle sensazioni nelle sue prediche. Se predichi come un imam è libertà d'espressione, la stessa negata ai free vax, e poi ditemi che non è un mondo al contrario. Grande Giancarlo Locarni, bravo. E signori, ricercatevi sul podcast di Radio Libertà la trasmissione di Antonino Danna di ieri sera Zoom, perché ha intervistato il sacro generale Vannacci. Dico sacro perché ragazzi
cioè me lo sono già sorbito 3-4 volte, quel passaggio, quell'intervista è stupenda. Godo ascoltando l'intervista del generale Bannacci che ieri ha fatto Antonino Danna. Lo dirò a Vince in post-produzione, questo va ripetuto ogni ora insieme alla canzone La Padania di Sammy Varin, assolutamente sì. Mamma mia quanti WhatsApp, non ci passa più. Ora che la Cassazione ha ristabilito il diritto riaffermando il principio giuridico che si persegue chi ha violato la legge e non chi la fa rispettare, come il ministro Salvini, mettendo la parola fine a un processo politico, cari PM dell'accusa, fatevene una ragione. Da cittadino disgustato dalla vostra azione politica faziosa di parte e non giuridica, reputo la vostra condotta come il fiore della schifezza giudiziaria mondiale, il punto più squallido e deteriore toccato nella storia della Repubblica e della magistratura. Queste parole scolpiscono nella vostra mente e da lì non usciranno più. Te capì, Maico, le propri catif, ma ribadisco la storia, ragazzi, se si fa veramente giurisprudenza, io direi che lo possiamo rifare, magari questo ministro dell'interno non avrà coraggio di farlo, ma questa è una cazzata, chiedo scusa, mi rimangio subito quello che ho detto, però diciamo che si potrebbe ritentare. Non li facciamo più sbarcare, Lo so, è un po' da cattivi, però giustamente arrivano su i medici, gli diamo tanti di quegli assorbenti quanti ne hanno bisogno le donne, però qui non si sbarca, potevate andare da un'altra parte, capito? Non si può entrare illegalmente. Oh, buongiorno Sammy, certo, se ancora abbiamo palle sblocchiamo questa sostituzione etnica. Sì, Enzo, ha parlato anche di sostituzione etnica, generale Vannacci, nell'intervista, che la trovate sul sito di Radio Libertà in apertura, radiolibertà.net. Fatevi un giro, ragazzi miei, e magari approfittate anche per dare una mano a questa radio ormai con le pezze al culo, da 20 anni che lo dico, ma non le abbiamo mai tolte, le amiamo le pezze al culo. Fateci un conto corrente postale 37671294 con scritto per panettone al pistacchio di Simone. 3767, guarda che poi lo fanno davvero, io li conosco i miei ascoltatori. 37671294, bastano 5 euro per un panettone al pistacchio, ma soprattutto per farvi tornare battaglieri. A me che Matteo torni a fare ministro dell'interno non interessa, mi interessa che faccia bene ora il suo lavoro come ministro delle infrastrutture. Se riesce, ma ne dubito, far partire l'iter della costituzione del ponte, sarà sicuramente per lui e per il paese un successo. Chiaro, adesso ricominceranno le polemiche, eccetera, eccetera, ma va bene, ci dico, noi ci siamo sempre dentro nelle polemiche, ci nuotiamo. Ciao Sammy, adesso chi paga il conto di Salvini assolto? Chi paga? Ci scrive Giorgio da Oristano. Roberto dalla Brianza, ma cazzo, possibile che chi vota Lega sia così banderuola da farsi influenzare dai giornalisti di sinistra? Quando un immigrato commette un reato, la responsabilità è vostra. Grazie Matteo Salvini, non mollare, ci scrive Roberto dalla Brianza. Bravo Roberto, e allora ti meriti un altro pezzo della canzone La Padania di Sammy Varin. La mia patria è la Padania, sì. e la veri protegge e salva. È minimo. Mi la senti come la mia mamma, È la mia mamma. per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac. E lui invece al Paul Pascià. Sotto la mia responsabilità confermo che Sammy Varin è il più grande razzista in tutta l'Italia. Sei veramente un razzista, veramente, sotto la mia responsabilità. E questa è soltanto una delle tante telefonate in diretta che arrivano al nostro 0292947222 fin dai tempi che ci chiamavamo Radio Padania, e questo è un altro spezzone della canzone
clou di tutto quanto, perché all'interno c'è la famosa frase di Matteo Salvini che mi ha dato il featuring per questa canzone: noi non vogliamo i clandestini, che è il punto di caduta di tutto quanto, ragazzi. Noi, voi, anche molti rappresentanti della sinistra non li vogliono, perché purtroppo i clandestini diventano cattivi e soprattutto stanno rivoltando la frittata, cioè siamo noi che dobbiamo integrarci a loro, soprattutto quando poi non sono clandestini, ma anche da clandestini ci insegnano come muoversi, ci insegnano che tenere il coltello in tasca e ci vuole, se poi è un macetino da tasca ancora meglio, ti insegnano come picchiare, violentare, ti insegnano che la donna è oggetto di Taarrush Gamea. A proposito, lo stanno preparando il festino per voi ragazze, l'ultimo dell'anno in centro Milano. Io fossi in voi non ci andrei in Piazza Duomo. Ancora WhatsApp, ragazzi, potrei andare avanti fino a domani mattina, vi ho scatenato e sono contento. Se state per spegnermi perché andate al lavoro, lo sapete, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier ritrovate tutta la rassegna stampa e questa sera la mando in diretta, in replica dalle 20 alle 21. C'è un audio, sentiamolo, poi torno ai quotidiani. Dai. C'è ancora... Questa è Radio Popolare, scusate, a quest'ora stanno dormendo e chiaramente sono andati tutti a vedere a Scatasuna cosa non gli avranno mica rovinato la scorta di birra. Sentiamo il messaggio. Ciao Sammy, Ciao. Sono Marco da Settimo Torinese. Buon Natale. Sul caso di Salvini. Bisognerebbe denunciare quei giudici, fargli un esposto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ciao. Questa è bella e mi piace quando mi date queste idee, assolutamente, vi amiamo. Eccola qua la pagina del sito di Radio Libertà con la frase di Vannacci: non molliamo sull'immigrazione e sugli imam pericolosi. Riascoltatevi l'intervista col generale Vannacci sul sito radiolibertà.net, ma anche accendendo la nostra radio durante la giornata replichiamo queste cose favolose. Ritorniamo sui quotidiani. Oh mamma, mi è apparso il Manifesto, ho avuto una visione. Eccomi qua, sono sul quotidiano Il Giornale, che vi dicevo anche qua bello ricco. Mi ci ficco? No, aspettiamo, perché voglio leggervi un'altra prima pagina. No, vi leggo l'editoriale di Tommaso Cerno, altrimenti me lo dimentico. La nave madre di tutte le bufale, scrive Cerno sul suo giornale. I visitor della giustizia hanno perso in battaglia l'astronave madre. Il processo Open Arms, capostipite di tutte le bufale sui presunti soprusi contro i clandestini di un governo che tenta di fermare l'invasione illegale favorita a suon di miliardi negli ultimi 20 anni, naufraga, quello sì, dopo 6 anni. Oltre 2200 giorni durante i quali l'unico sequestro di persona è stato quello contro l'imputato, l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, reo nel paese dei Maranza, scritto maiuscolo, e degli eurodeputati in fuga dai processi con l'immunità, di avere fermato la nave di una ONG lanciata verso le coste italiane, e qualcuno l'ha anche lanciata speronando, vi ricordate, la Guardia di Finanza, con il solo obiettivo di sbarcare qui da noi tutto ciò che poteva, quando voleva, dove voleva, chiamando fascista chi chiedeva spiegazioni. E invece no, Salvini aveva ragione, e avevate ragione tutti voi, aggiungo io, tutti voi leghisti e anche non leghisti, che qualche dubbio ce l'avevate che fosse una cosa politica. E ora l'architrave su cui si reggono le sentenze politiche, che un giorno sì e l'altro anche rispediscono in Italia gli immigrati illegali dal centro in Albania, liberano dai CPR chiunque dia un colpo di tosse e insultano coloro che pretendono che in questo paese, in Europa, si entri qua
quando la legge lo prevede, suonano come tante piccole open arms. Bufale politiche che nulla hanno a che fare con il diritto, che faranno ora i vari giudici all'Albano, i vari guru all'albanese, i vari testimonial all'Ilaria Salis, come flottia al servizio della propaganda islamista di chi occupa le case, di chi picchia e rapina la gente per strada. Oggi si trovano senza un porto dove approdare, perché la sentenza della Cassazione, che loro signori dovrebbero tenere sul comodino, dice che Salvini fece bene a fermare quella nave e a non sbarcare chi pretende di arrivare senza averne titolo. Da incorniciare anche l'editoriale di Tommaso Cerno quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Ragazzi, non state zitti, oggi è il giorno giusto per parlare, e allora scrivete anche voi che magari non avete mai scritto a Radio Libertà e mai pensavate di farlo. Oggi è il momento di provarci e sì, dire la vostra su questo argomento e devo dire sul nostro e vostro futuro, perché se continuiamo a imbarcare questi clandestini veramente ci sarà una sostituzione etnica, ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza decisamente siamo in piena emergenza. Scriveteci al 340 6709 659, naturalmente tanto di rispetto per gli immigrati, e ce ne sono tanti. Volete che ve ne elenchi qualcuno? Abdul, Mustafa, guarda, davvero, tantissimi che ai tempi mi odiavano e ci odiavano perché non capivano cosa volessimo fare. Adesso lavorano onestamente. Mustafa fa il corriere, gira tutto il mondo con il suo camion ascoltando Radio Libertà. Adesso hanno capito veramente la Lega e sono con noi, e a me fa piacere assolutamente, perché forse siamo riusciti a raccontarla, ci abbiamo messo un po', siamo riusciti a raccontarla davvero la Lega. 340 6709 659, scrivete il vostro WhatsApp, qualunque cosa abbiate da dire. Il tempo invece è, oltre chiaramente a Salvini assolto, difendere i confini non è reato, di spalla, ma la notizia principale è se l'è presa con questa nuova fermata della metropolitana, che comunque a noi ha fatto piacere, finalmente una cosa fatta bene a Roma, eccetera, e c'è l'archeostazione con tutte le cose dei tempi passati, l'archeologia stupenda, ma ieri dicevamo che non c'è campo per i telefonini. E questa sembra una cazzata, succedeva un po' di anni fa, anche in alcune fermate di Milano, forse succede ancora, ma siamo in pieno centro a Roma e cioè le abbiamo viste le zingarelle. Li abbiamo visti Maranza cosa fanno. Ragazzi, se un'intera fermata della metropolitana non c'è campo telefonico, come chiami aiuto? Sembra una cacchiata, ma noi ci lavoriamo tutto il giorno col telefonino in mano, e anche quando si va in metropolitana. Ascoltate Radio Libertà in metropolitana, e se sei alla stazione nuova di Roma non c'è campo. Ma oltre a questa cosa terribile, anche la Scala non è più mobile. Scala immobile, titola oggi il quotidiano Il Tempo. Già, il day after dell'archeostazione, si spengono le luci della ribalta e la mega fermata Colosseo mostra uno spettacolo già tristemente noto ai romani. La nuovissima scala mobile impacchettata e fuori uso alla faccia del giubileo. Signori, cose orribili, si scherza naturalmente, però per dirvi insomma che pensava di fare tanto il figo il sindaco di Roma ed è già alle prese con queste problematiche. Il tempo di Osho resta in argomento, mo mancano solo i borseggiatori e poi si può dire che la metro è finalmente aperta, C'è borseggiatori che lavoreranno ancora meglio, visto che non potete chiamare aiuto. Mamma mia, paura ragazzi. Spero che ci sia almeno qualcuno della vigilanza fermo lì a guardare. Spero. Segnalazione in prima pagina sul Tempo, l'unico che ne parla, e la 7 diventò telecaschetto.
fatto da Gruber a Floris e Formigli, così il superagente delle star detta legge a Cairo TV. Caschetto, io pensavo sono fatti tutti la pettinatura a Caschetto. No, Caschetto è lui, questo agente delle star, è quello che fa circolare tutti questi personaggi che ce ne siamo accorti sulla 7, ma anche da altre parti, alla fine sono sempre quelli che girano. Mi disi niente, perché c'è anche il nostro direttore di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, e siamo ben felici di vederlo su Rete 4 e su poche altre emittenti, perché ti immagini, direttore di Radio Libertà, è meglio non farlo parlare. Citu, vado avanti signori, grazie, mi state scrivendo veramente di tutto di più, anche parolacce, ma fate bene. Porcellini, che non siete altro, scrive Repubblica, Porcellini. Putin insulta i leader europei. Vedi, i leader sono porcellini, noi non siamo porcellini. La minaccia a Kiev, Donbass nostro con la forza. Oggi il Consiglio europeo decide sugli asset russi, Meloni in aula, non c'è ancora il sì dell'Italia. Svolta sul decreto Ucraina, aiuti civili più che armi, è il virgolettato, e così la Lega potrebbe votarlo. Naturalmente Open Arms, sentenza definitiva, assolto Salvini, ma c'è solo un riquadretto con Alessandra Ziniti che ce lo scrive a denti stretti, e poi vado via perché sto saltellando. Ballami sui giornali, Semi Varin, io ballo e vado sul quotidiano La Stampa senza paura. Beni russi, Europa spaccata, Meloni, Putin irragionevole, titolo principale. Lessico animale, con la stretta di mano tra Trump e Putin. Vladimir insulta i leader europei, non tratto con loro, sono solo dei porcellini di Biden. Ma dai, è così buono il prosciutto, ragazzi miei. Oggi vado all'Esselunga, oggi festeggio andando all'Esselunga. Sulla Stampa di spalla, il caso pensioni spaventa il governo, Palazzo Chigi frena, correggeremo. Chiaramente c'è lo zampino della Lega su questo fronte. Ancora una volta siamo stati la cassa di risonanza di voi ascoltatori, e poi me ne vado di nuovo. Ma certo, oggi ve l'ho detto, oggi svolazzo sulle prime pagine, ma tra poco chiaramente inizio a penetrare, vedremo dove andare. La verità: la maggioranza sgambetta i proprietari di case onesti. Proposta di legge di Fratelli d'Italia, più spese per i condomini, ok? Si parla di condomini, ma anche di condomini, e ci sono delle propostine che bada ben potrebbero far arrabbiare qualcuno, nel senso che il moroso, non nel senso di fidanzato, non sarà più lui solo a pagare, ma sarete tutti voi. E diamoci la mano, siamo un po' francescani. Non solo si introducono un revisore dei conti e un certificatore della sicurezza, ma si prevede che al posto degli inquilini morosi sborsino quelli in regola. La soluzione è un'altra: pignorare i locali di chi non è a norma. E oggi il quotidiano La Verità pare poco propenso ad applaudire questa proposta di legge di Fratelli d'Italia. Schiaffo! Aia, questa volta me lo sono dato sulla sinistra, al PM di Palermo. Mi vengono le guanciotte da Heidi dandomi gli schiaffi. Schiaffo ai PM di Palermo, blitz sventato, la soluzione di Salvini per la nave dell'ONG bloccata è definitiva. Sempre sul quotidiano La Verità, oggi l'assalto ai nostri soldi per darli a Kiev. Pressing forsennato per usare i fondi russi. Sul tavolo persino l'ipotesi di saltare il voto all'unanimità e prestare denari agli stati non in grado di garantire. Meloni cauta, serve una base giuridica solida. Siamo ancora sulla Verità, è ricominciata la trasmissione di Francesco Borgonovo, ragazzi, La Cittadella, qualche anno fa fece il suo primo ingresso radiofonico proprio qui a Radio Libertà, e alla Radio Libertà lui ritorna, il vice del quotidiano La Verità. Lo trovate in onda oggi alle 13 con La Cittadella. Alle 16:30 trovate anche la nuova trasmissione di Giovanni Dadda, giovane amante della radio,
radio a cui abbiamo dato uno spazio con appuntamenti particolari da non scordare, raffinati, interessanti, mica quelli magna del Semivarin, roba più elegante. Ore 16:30 oggi Giovanni Dadda. Intanto, tornando a Borgonovo, bellissimo il suo articolo oggi sulla Verità, i bambini tolti dal bosco per metterli nello zoo degli assistenti sociali. Fa un po' schifo sta cosa, anche a me ha fatto impressione sentendo un servizio ieri, e sono osservati da oltre un mese. Ma che è? Viene da domandarsi da chi siano davvero danneggiati i bambini del bosco, dalla famiglia, da papà Natane e mamma Caterine che li facevano vivere in un'antica casa di campagna con bagno esterno, oppure da questi che li stanno guardando come fossero animali, scimmiette, e che raccontano, sta trapelando di tutto sulla stampa, robe pazzesche, cioè questi bambini che finalmente si possono cambiare i vestiti, spesso e volentieri, che odorano i vestiti perché sanno di pulito, che rimangono stupiti da oggetti comuni che abbiamo in tutte le case, come la televisione, o che hanno paura del soffione della doccia. So che fanno ancora un po' di paura anche a molti di voi i soffioni della doccia, soprattutto a certe persone che hanno un certo odore in metropolitana, ma questo è puro razzismo. Razzismo sì, ma in senso buono, quindi non posso che autocensurarmi chiedendo scusa a chi naturalmente non si accorge di avere questi odori, ed è il caso che magari qualcuno prima o poi glielo dica. Gliel'ho detto io, ok, sto peggiorando la situazione, me ne vado, mi fermo, perché arriva dopo la pubblicità il bravissimo Aaron Parks con Parks Love, ragazzi, un pianista e compositore jazz potentissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un'alta pressione non certamente granitica interessa il nostro paese. In mattinata cieli spesso grigi a causa di una nuvolosità diffusa, specie al centro-nord, dove in pianura potranno anche persistere foschie o nebbie. Qualche debole pioggia in Toscana. Nel pomeriggio alcune precipitazioni potranno attardarsi sulla Toscana ed estendersi anche all'Umbria, tempo asciutto altrove, sia pure con diffusa presenza di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al TDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo l'oliva ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulve è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle,
poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È roba buona, mentre balliamo sui quotidiani, signori, la musica di Aaron Parks. Questa è Park Slope, rinomato pianista e compositore jazz statunitense, con influenze che spaziano dal rock indipendente al gospel, creando un suono unico e ricercato. Lo terrò d'occhio, anzi d'orecchio, per le prossime giornate. Aaron con 2 A,
Parks con la K, lo trovate su YouTube. Buongiorno, non ho mai avuto dubbi sulla soluzione di Salvini, comunque basta leggere il libro Palamara Sallusti, ieri sera su Rete 4 ne hanno parlato più volte, per capire come funziona il sistema della non veritiera giustizia italiana. Ricordiamo la grande avvocata Bongiorno che la proporrei a capo di Stato, non ci starebbe male, proporrei pure che questi giudici cambino lavoro se non possono pagare i danni. Brava Monica. Buongiorno Sammy, se loro faranno il Taarrush Gamia, noi organizziamo un Terunghemia per dare una sistemata a questi musulmani. Bravo Giovanni, anche perché i meridionali si stanno incazzando. Al sud questa gente fa la brava, signori, questa gente sta molto più accorta rispetto che qui al nord. Ridendo e scherzando, forse c'è bisogno di più meridionali al nord per dare una lezione a questi Maranza, lezione chiaramente non violenta, è minimo. Onore al capitano Salvini, scrive Lucio. Buongiorno Sammy, grande Salvini, lo vogliamo nuovamente ministro degli interni, ci scrive Achille. Certo che il messaggio che ha appena lanciato alle ragazze italiane non andate in Piazza Duomo per Capodanno, caro Sammy, la dice lunga su come siamo conciati, o meglio come ci ha profondamente delusi e ridotti questo governo senza nervo e senza palle, che si fa quotidianamente mettere sotto i piedi da Gentaglia a Nostrana, magistrati in primis, e dalla Feccia colorata. Caro Gino, il pidino, non posso che darti ragione. Questa è un'altra sberla. Cacchio, me la son data di nuovo che vado avanti a sberloni quest'oggi, ma mi piace. Sì, una sberla che si dà volentieri a questo governo, ma io direi a qualche partitone di questo governo, perché solo la Lega porta avanti certe idee che sono anche le tue, caro Gino il Pidino. Il problema è che la Lega l'avete votata in pochi, te compreso, non l'hai votata. Buongiorno, ma che significa clandestini? Bisogna cambiare la legge. Si viene in Italia solo se si è chiamati da un parente, da un amico, direttamente dall'ufficio di collocamento, perché c'è un lavoro che li aspetta. Diversamente, senza documenti, senza un lavoro, senza una casa, si viene assunti solamente dalla delinquenza, per spacciare, per prostituirsi. Auguroni a Salvini. Ma gli altri politici che erano con lui ai tempi di quanto successo, che facevano? Dormivano? Buon Natale a tutti voi, grazie Pina, buon Natale anche a te. Torno tra poco ai vostri messaggi, ma mi avventuro pericolosamente su un giornale a caso. Guarda, l'ho preso a caso, il quotidiano La Stampa, che dà poco spazio alla soluzione di Salvini. Alla soluzione di Salvini non gliene frega niente alla Stampa, tanto tra poco la vendono. Pensioni, scontro nel governo, Meloni correggeremo, dietro front su oro e contante, pagina 2 della Stampa. Tensione nel centrodestra sulle misure che ritardano l'età dell'uscita dal lavoro, dura l'opposizione, Schlein, un furto dell'esecutivo, non lo permetteremo. Chiaramente anche qui c'è stata quella manina entrata, non sappiamo di chi questa manina è, non neanche il colore assolutamente, sappiamo che probabilmente è una manina di qualcuno che ci lavora non all'interno del governo, ma quelli che non cambiano mai, che restano sempre lì. Claudio Borghi dice: abbiamo depositato un emendamento per cancellare le modifiche, coperture dalle banche. E poi eccolo qua in retroscena, l'attacco leghista ai burocrati del MEF, potrebbero essere stati loro con la loro manina. Giorgetti promette al lavoro per una soluzione. Il MEF cercherà di rendere compatibile l'emendamento con le proposte del Parlamento. Salvini dice non si allunghi l'età. Paginone riservato a tutto questo che vi ha fatto arrabbiare pure a voi, lo so. Lavorare 47 anni, eccola qua la Stampa
che comincia a menarci il torrone. Con le norme nella manovra l'età pensionabile salirebbe di 5 anni da qui al 2037. Senza modifiche, dal 2031 i riscatti della laurea sarebbero in parte inutili per la previdenza. La rivolta di medici e insegnanti, adesso faremo sciopero. Eccoli, non abbiamo fatto in tempo a fare la legge che parte già lo sciopero. Giro di nuovo la pagina, attenzione, quando si ammala la Germania. Ne parla Pietro Reiklin a pagina 6 della Stampa. L'economia frena ancora e la fiducia delle imprese crolla ai minimi da decenni. La corsa di Cina e USA su tecnologia e industria preoccupa gli analisti. E attenzione, ancora più in basso, ne parlano tutti i quotidiani oggi del Mercosur. Mercosur sì, Mercosur no, Mercosur per fare un piacere all'America, Mercosur al contrario, altrimenti solo l'America sarà contenta. Merz dice senza Mercosur niente soldi per l'Unione Europea. Berlino contro Roma e Parigi sull'intesa commerciale con il Sud America. Oggi i quotidiani sono divisi. C'è chi dice sì, lo facciamo. C'è chi dice no, assolutamente non si fa. Ma c'è Roberto Chiuto sulla Stampa, pagina 17. Basta galleggiare, serve più coraggio. Io pronto per il congresso di Forza Italia. Oh, Chiuto! È lui, è il capo della Calabria. Centrodestra, ragazzi miei, lo mettiamo al posto di Tajani. Calderoli taglia oltre 1000 comuni montani. Signori, tutti a piangere, i comuni di pianura che facevano finta di essere in mezzo alla neve. Calderoli li ha tagliati, oltre 1000 comuni montani, regioni e opposizioni in rivolta. Naturalmente no alla riforma. E certo, la famosa legge montagna. La nuova classificazione ridurrebbe il numero da 4.000 a 2.900. Scippo a vantaggio di alcune aree. Sì, a vantaggio delle aree che sono davvero in montagna, ma cacchio ragazzi, riquadrone oggi solo sul quotidiano La Stampa, naturalmente, i furbetti che facevano finta di essere montanari. L'intrico delle sentenze, l'espulsione congelata, lite sull'imam di Torino, ragazzi, eccolo qua, pagina 22, oggi lo ricordiamo, a Scatasuna è stato perquisito. Il TAR del Lazio decide sul procedimento di allontanamento, ma prima dell'esecutività dovrà pronunciarsi Caltanissetta. Solo un riquadrino, dai, streaming sito è divertentissimo. Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini, Meloni dopo la Cassazione, chi difende i confini non commette reato. Fa ridere ragazzi, ma veramente c'è soltanto questo riquadretto streaming sito sul quotidiano La Stampa, che però a pagina 25 intervista Mario Lavezzi. Ragazzi, veramente è una cosa stupenda, in questo caso il quotidiano La Stampa. E cosa vi dico di comprare La Stampa? Non riesco. Potrei dirvi rubate La Stampa se entrate in un bar. Con Bertè 5 anni di amore e delirio, non posso credere che non ci sia più Orni. Il cantautore e produttore, quanti risotti insieme alla Vanoni, Loredana e io, libertini imbevuti di cultura hippie. Stupenda in questa intervista in cui Mario Lavezzi racconta il suo passato, ma l'invito che vi faccio è di fare un giro su YouTube, riascoltare alcuni pezzi di Mario Lavezzi che viene pochissimo passato sulle radiolone. Io ho dei colleghi programmatori che me lo dicono chiaramente, devo fare quello che mi dicono di fare, i contratti discografici naturalmente. Mario Lavezzi completamente dimenticato. E io vado sul quotidiano La Verità, dentro, vai, eccola qua, la stretta sui condomini premia i morosi, ma potete leggerla anche a condomini, perché siamo sempre chi. La proposta di legge promossa da Fratelli d'Italia introduce regole e controlli che paradossalmente finiranno per scontentare gli inquilini onesti, sui quali i fornitori potranno rivalersi in caso di mancati pagamenti dei vicini.
più utile pignorare i furbetti. Il revisore dei conti, il certificatore della sicurezza saranno delle spese in più. Bisogna prendersela con gli quella roba lì, inadempienti, non con i contribuenti che sono ligi, Torniamo sull'argomento che ne parlano tutti i quotidiani. Assalti e coltellate tra nordafricani. Milano è ormai un ring per vendette. In taglio basso sulla Verità quest'oggi con Alessandro Darold. Un marocchino è stato aggredito di notte, un egiziano ferito da connazionali inferociti. Ragazzi, non se ne può più a Milano e in tutte le grandi città casualmente amministrate dal PD. Noi non vogliamo i clandestini, ha detto tante volte Matteo Salvini, e anche la Cassazione e anche gli italiani gli hanno dato ragione, lo hanno votato, ci hanno votato. Adesso bisogna andare avanti a testa alta, far rispettare queste leggi, e chiaramente non lo diciamo a chi è della Lega, ma a chi è degli altri partiti e vorrebbe invece essere più leggero e svolazzante. Torniamo sull'argomento tra pochissimo. Adesso andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. Perché oggi è una bella giornata, insomma, e giustamente vogliamo un racconto anche parlamentare. Diamo il buongiorno all'onorevole della Lega Giovanna Miele. Buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati, buongiorno. Allora, prima di tutto, Giovanna, non facciamo finta di niente, voglio da te chiaramente una battuta su quanto scrivono tutti i quotidiani quest'oggi, la soluzione di Matteo Salvini. Cosa è rimasto secondo te di questa soluzione? Perché siamo inondati di messaggi, Giovanna, gli ascoltatori ci scrivono veramente di tutto. Qualcuno scrive anche, se fa giurisprudenza, ragazzi, possiamo riprovarci a fare un gesto del genere. Brutto e cattivo, non fare sbarcare i clandestini, non farli entrare in Italia, ma ci mancherebbe, gli diamo assistenza, tutto quello che vuoi, se qualcuno ha bisogno del medico, ma certo può scendere, lo portiamo in ospedale, però in Italia non si entra clandestinamente. Se sei clandestino non è il posto giusto per te. Qual è il succo di quello che è accaduto ieri, Giovanna? Intanto ieri abbiamo restituito una bellissima pagina di storia nella nostra bellissima Italia, perché se è vero che la giustizia è lenta, evidentemente qualche volta però la giustizia è anche giusta. Abbiamo dato ad un politico, abbiamo restituito il suo ruolo, quello di difendere e tutelare i diritti dei cittadini italiani, ma soprattutto di difendere la giustizia, perché nell'esercizio del proprio ruolo Matteo Salvini aveva preso delle posizioni evidentemente giuste. La clandestinità non può essere tutelata, non può essere tutelato chi difende e tutela le ONG che per anni hanno sperperato denaro sulle tasse e sulle casse di noi cittadini, che si arricchivano per far sì che i clandestini venissero introdotti in Italia e poi sparsi nel territorio senza avere essi stessi diritti. Quindi abbiamo dato diritto ai cittadini di tutto il mondo di essere tutelati. Detto questo, Matteo ha subito per anni un'ingiustizia come uomo e come politico, ma soprattutto come uomo, come padre, come persona che si spende per la politica e per la nostra amata Italia, e non è giusto che subisse quello che ha subito. Quindi ieri finalmente abbiamo dato a Matteo, abbiamo restituito dignità per il lavoro che svolge quotidianamente. È vero, e dignità voglio aggiungere anche un po' a tutti noi, che siamo stati sbeffeggiati certo. Insieme a lui per anni, da amici, parenti, compagni. Assolutamente, non è una questione di partito, è una questione di riconoscere anche i ruoli istituzionali che debbono essere riconosciuti come tali.
È vero, è vero, è vero. Senti, a proposito di quello che si sta portando avanti in Parlamento, l'altro giorno sei stata protagonista del Question Time con il ministro Valditara sulle nuove indicazioni nazionali per il curriculum della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Hai detto adeguare l'insegnamento dei più piccoli alle sfide del presente. Spiegaci, Miele. Devo dire che in queste linee guida ovviamente il Ministro e il Governo sancisce effettivamente qual è lo spirito e la mission educativa per i bambini più piccoli fino al primo ciclo di istruzione. Ricordo momento fondamentale della crescita e dello sviluppo dei ragazzi, quella proprio dei primissimi anni di vita e di approccio alla scuola. Quindi introduciamo ovviamente l'educazione all'empatia, al rispetto, iniziamo con il contrasto alle dipendenze e facciamo in modo che anche il curriculum scolastico e didattico si arricchisca con momenti di introduzione al diritto, alla conoscenza degli enti locali, ma soprattutto noi abbiamo una visione che il Ministro sta portando avanti, che è quella di conoscere e riconoscere l'identità e la storia del nostro Paese attraverso lo studio delle materie e l'approfondimento. Questo significa agevolare anche in qualche modo il senso di identità e di continuità con il passato, per far sì che già i bambini possano riconoscersi parte di una comunità ampia che ha una storia millenaria con dei valori occidentali di cui noi siamo orgogliosi. Quindi uno sviluppo a 360 gradi che passa per la conoscenza del corpo, con la conoscenza del proprio sé sin da bambini, fino ad arrivare a conoscere la propria storia e la propria identità, anche perché è di questo che siamo costituiti, di storia, di passato, che serve per affrontare il presente e andare verso il futuro. Credo sia un momento importante in questo momento, perché diamo alla scuola il ruolo che merita, quello di trasferire conoscenze, ma fare in modo che diventino coscienza critica. Interessante, interessante, e se la cosa vi piace fate un giro sul sito internet, sulla pagina Facebook di Giovanna Miele, ancora di più della Lega alla Camera, e cercate il Question Time dell'altro giorno con il ministro Valditara. Grazie davvero Giovanna Miele. Grazie a voi, se non ci sentiamo, ci vediamo presto, buon lavoro. Assolutamente sì, ma ti disturberemo ancora per farti gli auguri di Natale. Buon lavoro Giovanna. Buon lavoro a voi, ciao, buon lavoro. Ciao. Qui Parlamento. Eh sì, dimentico che noi siamo in onda anche durante tutte le feste, qui non si va mica in vacanza, e Sammy Varin sarà in onda anche a Santo Stefano, ragazzi, è la punizione che mi sono autoinflitto perché dei giorni non riesco ad aprire le linee dopo le 9, è lo storico contatto con gli ascoltatori, ancora dei tempi di Matteo Salvini, quando lui era in diretta a questo microfono. A volte ci sono così tante notizie che non apro i telefoni. Bene, mi autoflagello. A Santo Stefano sarò in diretta dalle 7:30 alle 10:30. Siamo sul quotidiano La Verità. L'epopea Open Arms è chiusa per sempre, Salvini difendere i confini non è reato, e Meloni che lancia l'applauso per Matteo, con Orban che dice giustizia è stata fatta. Bruttissimo invece l'articolo a pagina 12 della Verità, ma bisogna leggerlo. I 3 Vajont tolti dal bosco per finire allo zoo. La famiglia anglo-australiana è stata separata quasi un mese fa, ma i giudici ancora non hanno deciso sulla sorte dei bimbi, osservati da esperti come animali in gabbia, mentre le loro informazioni, pure le più riservate, continuano a essere date in pasto ai media. Guarda, mi fa quasi schifo leggere qualche riga, ma qualche riga ve la leggo. L'assistente sociale
ci tiene a spiegare che i piccoli reagiscono con gioia e gratitudine alle varie attenzioni che ricevono, dai vestiti puliti e profumati che annusano continuamente, oltre ad annusare le persone che li circondano, alle varie attività ludiche proposte, esprimendo spesso di voler restare al caldo. Qua mi fermo, ragazzi, ma su tutti i giornali si va a ficcare il naso a questi ragazzini che magari vedono per la prima volta una televisione, e allora c'è forse da essere contenti, direi, in questo caso. Sto zitto. Così come sto zitto su Corona, all'attacco di Signorini, appari in TV solo se ci vai a letto, una notizia che è già apparsa negli scorsi giorni, ma io faccio a meno di darvela, signori, perché mi fa letteralmente schifo che Corona abbia altri gusti sessuali. Non avevamo dubbi che sia una persona che può non stare simpatica altrettanto, ma che sia una persona in gamba, non vedo nessun problema a guardarlo tranquillamente in televisione, ad applaudirlo. Torna il Natale nel paese dove nacque Gesù. Siamo a pagina 17 del quotidiano La Verità, che ci porta effettivamente dove il Natale si festeggia nel modo più bello, a Gerusalemme, a Betlemme. La terra di Cristo è ferita dai segni del conflitto, pochi turisti, strade vuote, disoccupazione a livelli altissimi, eppure a Betlemme si rivedono piazze vivaci, luminari e un Santa Claus che vende cappelli. Venite qui anche se il 7 ottobre ha cambiato ogni cosa. Ecco il fotoreportage per un viaggio che magari tutti noi potremmo fare, andare nella terra di Gesù. Pagina 17 del quotidiano La Verità. Giro di nuovo all'interno del quotidiano Libero. Finalmente la farsa è finita. Salvini è stato assolto per il processo Open Arms. Bonelli verde di imbarazzo. Orban che parla di caccia alle streghe. Paginone, chiaramente a pagina 2 di Libero, che poi rievoca tutte le tappe di 6 anni di calvario, e le ONG che frignano. Decisione politica, ragazzi, perché quella di prima non lo era. Censurano i libri e difendono i filo Hamas. Meloni non fa sconti a sinistra e magistrati. Si parla di radicalismo islamico a pagina 4 del quotidiano Libero. E persino la Francia ha cacciato chi predica odio. Stop ai sermoni pericolosi. Per contrastare l'espansione del separatismo islamista, Macron con Darmanin ha varato la linea dura. Via i capi delle moschee che fanno apologia di terrorismo. Noi invece li teniamo e li liberiamo. Sede da 800 milioni, premier contro l'Unione Europea. Questa non la sapevate. Giorgia Meloni ieri alla Camera ha attaccato l'Unione Europea per le spese per la nuova sede. L'Italia recentemente ha chiesto di rivedere una ristrutturazione di uno dei palazzi del Consiglio dell'Unione Europea a Bruxelles, con un costo stimato di oltre 800 milioni di euro. Non è questo il tipo di investimenti europei che ci pare prioritario. Ne parla quest'oggi, tra i pochissimi, solo il quotidiano La Verità. No, siamo sul Libero, Newrant. Socialisti all'angolo! Dopo lo stop al Green Deal, la maggioranza Ursula ora rischia di implodere. Ne parliamo tra pochissimo, Arriva la Tovaglieri tra pochi minuti, ne parliamo. E poi, ancora a proposito d'Europa, vince la destra, sì alla lista dei paesi sicuri. Passa la linea italiana. Il Parlamento europeo accelera sulle nuove norme per i rimpatri. La sinistra non si dà pace. Signori, questo ed altro tra pochissimo su Radio Libertà con l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. Restate lì perché adesso c'è un jingle e poi mandiamo il salutino di Giulia Prisco che ci fa sentire la sua bellissima cover di Bianco Natale. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti, io sono Giulia Prisco e sono qui quest'oggi per dirvi che insieme a Daniele Piovani abbiamo realizzato un nuovo album di Natale nato appunto dal desiderio di portare un po' di luce ed emozione in ogni caso in questo periodo speciale dell'anno. Ringrazio ancora tantissimo di cuore Radio Libertà
e un caro saluto a tutti voi che ci state ascoltando. Buon Natale e buona musica. Lieve tuo canto, neve, discende lieto nel mio cuore, nella notte santa il cuore salta d'amore. È Natale ancora, viene giù dal cielo lento, un dolce canto spera anche tu, e Natale non soffrire. È Natale, non soffrire più. Nai, na, na, Un nuovo album di Natale da mettere in playlist mentre si prepara la tavola della vigilia, con lo zampino di Daniele Piovani che lo ha prodotto. Lei è Giulia Prisco, Bianco Natale. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà il buongiorno e vi ricorda che questo messaggio è finanziato con il budget 400 del gruppo Patrioti per l'Europa e il Parlamento non è responsabile per i suoi contenuti. Grazie per essere con noi, la ritroviamo con felicità, l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, ciao! Buongiorno a tutti, buongiorno Sammy e buon Natale, come dice la vostra canzone. Buon bianco Natale e non buon bianco inverno, come invece ci imporrebbero qui al Parlamento europeo per essere politically correct. Assolutamente sì, Isabella, come stai? È una bella giornata, oggi comunque c'è positività, ogni quotidiano, io l'ho detto, ho fatto rassegna stampa, oggi potete comprare qualunque giornale, chiaro che poi ci sono delle preferenze, ma qualunque giornale parla di ciò che è accaduto, la soluzione di Matteo Salvini, ma anche sul fronte europeo ci sono delle novità. Allora, io non so da dove vuoi partire, però ti metto sul tavolo quelle che potrebbero essere le domande, non tanto le mie, ma quelle dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, lo puoi immaginare, centinaia di messaggi. Da una parte, la soluzione di Matteo Salvini e di tutti noi è il fatto che, l'abbiamo detto come battuta, oddio, e adesso magari ci si potrebbe anche riprovare a chiudere davvero i confini, a non far passare quelle navi che continuano a sbarcarci immigrati. Dall'altra parte la retromarcia dell'Europa, lo stop all'autogreen, finisce l'era Greta, ma per la Lega è ancora troppo poco. Questo troppo poco presagisce a qualcos'altro che l'Europa deve fare. E poi certo l'argomento immigrazione.
Cioè, alla fine, anche sull'argomento immigrazione, l'Europa ci sta dando ragione. Ieri a Strasburgo è arrivato anche un voto che apre finalmente le porte a un altro verbo, remigrazione, il verbo remigrare, che ancora poco conosciamo e che magari anche qui potremmo applicare. Isabella, la ragione è dei fessi, però dobbiamo dirlo, avevamo ragione noi. Da dove vuoi partire, Tovaglieri? Ma io partirei dalla buonissima notizia che ovviamente è la soluzione di Matteo Salvini, non che avessimo dubbi rispetto alla sua onestà, alla sua lealtà, però quando si va a giudizio si sa sempre che è molto 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 rischioso. E devo dire che la sentenza di ieri finalmente mette un punto definitivo e chiarisce quanto l'operato di Matteo Salvini sia stato corretto, ma soprattutto sia stato fedele al mandato dei cittadini. Noi abbiamo un ministro che è stato mandato a processo per aver rispettato il mandato che i cittadini gli hanno dato quando sono andati a votare. Quindi siamo all'assurdo. Detto questo, però, finalmente ieri siamo riusciti ad ottenere comunque in punto di immigrazione, visto che ad oggi, tolti i decreti sicurezza voluti dalla Lega, non mi risulta che le operazioni in termini di immigrazione siano stati brillanti, siamo riusciti ad ottenere dall'Europa finalmente la lista dei paesi sicuri. E questo che cosa significa in termini di immigrazione, ma soprattutto di remigrazione? È che chi sbarca illegalmente sul nostro territorio avrà la possibilità di essere rimpatriato molto molto velocemente se proviene da un paese sicuro, che non potranno più contarsi sulle dita di una mano questi paesi sicuri, ma l'elenco è stato ampliato in maniera abbastanza esaustiva, perché se no diventano tutti paesi insicuri. A sentire la sinistra, quando parla dell'Italia, c'è un allarme fascismo al giorno. Io avevo anche proposto a questo punto provocatoriamente di inserire anche l'Italia nella lista dei paesi insicuri, in modo tale che qua non ci potesse più sbarcare nessuno. E quindi insomma diciamo che siamo riusciti ad ottenere un elenco abbastanza importante, e questo fa sì che se uno sbarca non è più come un tempo che se veniva espulso, aveva il decreto di espulsione, a prescindere lo appellava, faceva ricorso, si inventava che era perseguitato nel suo paese, e quindi fino a che non si finiva il processo questo poteva restarsene qui a spese dello Stato italiano e dei cittadini italiani. Adesso se sbarchi, se non hai le carte in regola, vieni espulso. Se non ci sono ragioni oggettive e il paese di provenienza rientra nell'elenco dei paesi sicuri, tu vieni espulso immediatamente, poi farai ricorso, poi vedremo se avrai ragione e poi ne riparleremo. Ma intanto tu vieni rimpatriato. Questa è la remigrazione, perché se è un'immigrazione di massa non possiamo pretendere di svuotare il mare con un cucchiaino e di rispedirli con le regole che c'erano adesso, con le lungaggini burocratiche uno ad uno. Sarebbe stato impensabile. Servono strumenti anch'essi in grado di rispondere a un problema di massa, quindi la remigrazione. Impariamo questo termine, ragazzi. E infine l'autogreen, io aggiungo anche, che ne so, gli scaldabagni, è un sospiro di sollievo, l'abbiamo fatto un po' tutti noi, l'Europa sta tornando sui suoi passi anche su questo fronte, ma è ancora troppo poco, e soprattutto Isabella, siamo ancora in tempo, perché qui si è voluto cambiare tutto quanto, sono rimasti a casa tanti operai, tante sedi sono state chiuse, hanno cambiato completamente le produzioni, tutto elettrico, comprando naturalmente dalla Cina. Che succede adesso, Tovaglieri? Ma per quanto riguarda l'automotive, per me è ancora una nota molto dolente e amara. Voi sapete quanto io mi sia battuta
contro lo stop ai motori termici, e ieri l'ho detto in plenaria, quando tanti colleghi di altri partiti andavano alla corte di von der Leyen per ringraziarla rispetto a questo ripensamento, parliamone. Innanzitutto ci sono voluti 3 anni per far sì che la Commissione europea ammettesse di aver toppato clamorosamente con questo regolamento scellerato. E adesso che finalmente abbiamo la possibilità di rivedere il regolamento, la montagna ha partorito il topolino, cioè la proposta di rettifica della Commissione è totalmente ininfluente. Se dobbiamo accontentarci del fatto che stiamo parlando di modificare il regolamento, va bene, però come viene modificato? Perché ad oggi questa proposta di modifica non va assolutamente nella direzione allora di far circolare le auto col biocarburante, di derogare rispetto alle auto ibride. Ancora l'impostazione è di fatto full electric e quindi questo non ci soddisfa. Non a caso ieri anche lo stesso governo tedesco, di cui fa parte von der Leyen, ha scritto l'ennesima lettera di grido di dolore, sempre tardiva, perché voglio dire, se l'avesse scritta 3 anni fa ci avrebbe aiutato in questa battaglia, ma a dimostrazione che questa modifica non è assolutamente sufficiente, e nel mentre là fuori la gente viene licenziata e queste persone deve essere consapevole la Commissione che le avrà sulla coscienza. Chiaro. C'è Isabella Tovaglieri con noi e ve ne siete accorti, stanno arrivando decine di messaggi per farti gli auguri di buone feste, Isabella. Grazie, ricambio di cuore. Sei sempre gentile, soprattutto sei sempre presente sui territori, soprattutto da Busto Arsizio in tutta la zona. E senti, a proposito di Busto Arsizio, regalami ancora un minuto per commentare quella scritta schifosa proprio sulla sede della Lega di Busto Arsizio in provincia di Varese e questo aumento pazzesco della pericolosità nelle grandi città, ma anche in quelle medio-grandi. Parliamo di Busto Arsizio, parliamo di Gallarate, dove c'è un sindaco della Lega, che salutiamo, che sta facendo l'impossibile per tenere a bada questi maranza, e a questo punto bisogna cominciare a pensare a regole ancora più cattive o a quella famosa remigrazione di cui mi parlavi, Isabella. Diciamo che sì, queste scritte sono apparse prima sulla sede della Lega e poi sulla sede del PD. Io ringrazio però la Lega che finalmente con il decreto sicurezza ha messo un freno abbastanza oggettivo a questi maranze, e quindi mi aspetto di vedere a breve i risultati concreti di quello che è stato il grande lavoro al governo della Lega con il sottosegretario Molteni. Il tema dei maranza è un tema, ahimè, sotto gli occhi di tutti. Le nostre città sono letteralmente prese d'ostaggio da parte di questi immigrati di prima, seconda, di terza, di quarta generazione. A me non interessa, cioè non è un tema di provenienza. Infatti la remigrazione non riguarda solo ed esclusivamente chi è qui clandestinamente e non ci dovrebbe restare. La remigrazione è un concetto molto più ampio, che anche chi è arrivato legalmente nel nostro paese, perché magari è nato qui, è immigrato di seconda generazione, ma dimostra di non avere nessuna intenzione di integrarsi e di esempi ne abbiamo a bizzeffe. Ci sono ragazzi che magari vivono qui da una vita, che parlano ancora arabo tra di loro, non si integrano, non hanno rispetto per la nostra cultura, non hanno rispetto per le nostre forze dell'ordine. Ecco, non è necessario che si vada a delinquere, a commettere un reato. A me basta che magari non fai uscire di casa la tua ragazza se non si mette il velo, che già per me questo è ancora più grave che andare a rubare, perché dimostra in maniera inequivocabile quanto tu non abbia capito come si sta al mondo in Italia, e quindi te ne devi andare. Questo è il concetto di remigrazione. Quindi secondo me questo è un tema fondamentale, e mi auguro che con la soluzione di Matteo Salvini, come dicevi tu Sammy, anche se ne dubito, si apra però un ragionamento
rispetto a quella casella del Ministero dell'Interno, perché che abbia stoppato gli sbarchi è incontestabile e incontrovertibile. Ci si Non potrebbe abbiamo riprovare. potuto riaverlo al Ministero perché c'era questo processo pendente, ora il processo si è chiuso. Quindi, insomma, traetele voi le conclusioni. A mio modo di vedere, insomma, se lo merita. Signori, noi tacciamo di infinite cose, a voi il pensiero e i vostri tantissimi pensieri arrivano al 340 6709 659 facendo tanti auguri di buon Natale, buon riposo anche nei prossimi giorni all'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. Grazie Isabella. Grazie, arrivederci, buon Natale a tutti. Qui Europarlamento. Buon Natale da Sammy Varin, certo, sarò con voi anche il giorno di Santo Stefano, dalle 7:30 alle 10:30, sono con voi, ma adesso sono sul Libero, signori, eccola qua, la foto razzista, polemica in Finlandia, fa gli occhi a mandorla, via la corona alla Miss, ragazzi, veramente qui non fa gli occhi a mandorla, è una gran bella ragazza, però sul suo social ha scherzato facendo gli occhi a mandorla, ragazzi, l'hanno cacciata. Non c'è più religione, no, non si possono toccare neanche i cinesi adesso. Giro sui quotidiani, signori, certamente oggi ve l'ho detto, qualunque quotidiano va bene per quello che si scrive, va bene. Si parla di Milano Cortina sul Libero, tra turismo e investimenti la leva di Milano Cortina mette in movimento circa 5,3 miliardi di euro e in attesa degli atleti, l'abbiamo letta in questi giorni sui quotidiani, spuntano le orme dei dinosauri. È una motivazione in più per andare a visitare il Parco dello Stelvio. Un fotografo ha scoperto le impronte degli animali preistorici scolpite nelle rocce dolomitiche. Risalgono a 210 milioni di anni fa. Ma il quotidiano Libero prosegue a celebrare le Olimpiadi perché anche i treni indossano l'abito per celebrare i Giochi Olimpici, scrive a pagina 19. Binari in festa. In occasione delle Olimpiadi, gruppo FS veste e Frecciarossa gli intercity e i regionali con i colori dell'evento. Anche la stazione di Milano Centrale si prepara alla competizione ed eccola qua, tutta illuminata. Ancora segnalazioni che vi metto sul tavolo, signori, e qui se avete un figlio o un nipote molto giovane non possono non conoscerli. I Me contro te si sposano, ma hanno rimandato il loro matrimonio per fare una roba pazzesca, le nozze show. La coppia famosissima tra i giovanissimi si sposa in un evento che si terrà all'Arena di Milano il 5 settembre 2026. Prezzi diversi a seconda di posizione e possibilità. Tante critiche, biglietto a 48 euro, selfie con i Me contro te 250 euro, ma i loro fan sono contentissimi. Cacchiolina, però meno male che i miei sono grandi ormai, i Me contro te non li cagano più, veramente. Riello torna italiana, Ariston rileva il 100%, salvi 1500 dipendenti. Il gruppo marchigiano prende il controllo della società fondata a Legnago nel 2022 e finita in mano agli americani nel 2015. Finalmente una buona notizia, perché le altre sono brutte. Ad esempio a pagina 37 l'ennesimo accoltellamento, allarme a Sesto San Giovanni. Dopo l'agguato al 18enne davanti a scuola, il sindaco di Stefano della Lega a Sesto San Giovanni dice pene certe per i responsabili e adesso nel caso di cominciare a dire remigrazione, Preoccupa il clima, minacciato l'assessore all'urbanistica. Grave un 24enne marocchino aggredito la barona per il portafoglio e un cellulare, un paginone di tristi notizie troppo spesso portate avanti dai Maranza. Questa non è una notizia ma è una pubblicità, ma è molto curiosa e ve la faccio vedere. Perché? Perché ci sono i prezzi
dell'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano. Idee regalo per Natale, signori. Aperto tutte le domeniche dal 7 dicembre al 4 di gennaio il centro unico per la vendita al pubblico dei beni di provenienza giudiziaria, e quegli requisiti, ma quelli che magari insomma valgono ancora molto, o ci sono prezzi pazzeschi, cioè da maglieria, cravatte, borsette da sera, monili in argento, accessori per l'inverno, abbigliamento a marchio, calzature, abiti dall'uomo, eccetera, a poche decine di euro. Oggi la pubblicità è sul quotidiano Libero. Sempre a Milano, ecco la rabbia dei commercianti di Garibaldi, signori di Porta Venezia, cioè non si riesce più a vivere, e i cittadini che hanno fatto su un casino della miseria, il sindaco di Milano non gli vuole dare neanche qualcosa per chiedere scusa della movida notturna. Noi virtuosi della movida penalizzati dal comune. A parlare è l'associazione di zona, costretti a chiudere prima degli altri, ma siamo presidio per la sicurezza e paghiamo la vigilanza serale. Le nostre proposte inascoltate. Così il quotidiano Libero a pagina 39, che in taglio basso si occupa in maniera ben diversa della legge sulla montagna della Lega e di Calderoli. Montagna, stop ai comuni furbetti, con l'intervista a Caparini della Lega. Finalmente le risorse tornano ai veri centri montani, l'esatto contrario rispetto al quale frignava prima il quotidiano La Stampa, mi pare che fosse, o Repubblica, vabbè, più o meno. Si ride e si scherza, ragazzi, oggi è una giornata di festa certamente, e allora mentre apro le linee 0292947222 per chi vuole entrare in onda con me, intanto vado sul quotidiano Il Corriere. All'interno 6 mozioni diverse, estensioni incrociate, le opposizioni divise tra armi e gas russo, e sulla difesa il PD in Europa vota contro la linea di Elli. Ragazzi, cioè veramente siamo alle comiche finali, ma siamo anche sul Corriere, sembra incredibile. Giorgia, Elli, Giuseppe e gli altri, duelli su tutto, anche in famiglia. E poi, attenzione, il mondo è in guerra, l'Europa impari a difendersi da sola, le parole della von der Leyen, ma interessantissime le domande e risposte sul Corriere a pagina 9 sui depositi d'armi ai confini, che possono essere garanzia di pace. Ma soprattutto alla domanda quali ostacoli impediscono un accordo per congelare il conflitto, uno su tutti, scrive il Corriere, i territori. Putin pretende la cessione dell'intero Donetsk, che le sue forze non hanno saputo conquistare in 11 anni di guerra, al prezzo di oltre 1 milione di perdite russe tra morti e feriti. Senza questo sarebbe evidente che il Cremlino ha fallito rispetto agli obiettivi dichiarati nello scatenare la guerra. Non ha rovesciato il governo di Kiev, ha riarmato l'Ucraina anziché smilitarizzarla, dal 2022 ha strappato solo l'1,45% del territorio del paese invaso a un prezzo immane e avendone solo macerie. Ma l'Ucraina non può consegnare il Donetsk. E non solo perché Zelensky rischierebbe una rivolta nell'esercito e nella società, esiste anche un motivo strategico. Lì si trova la cintura fortificata di Sloviansk, Kramatorsk e Kostinka, che impedisce l'accesso dei russi alla pianura verso Dnipro. Se le truppe di Mosca potessero avanzare verso Dnipro, sarebbero vicine a Odessa e in posizione tale da tagliare all'Ucraina libera l'accesso al mare. E a quel punto il paese non sarebbe più in grado di funzionare senza l'assenso di Mosca. Dunque Zelensky non cederà il Donetsk a Putin, scrive Federico Fubini oggi sul Corriere. 0292947222. Adesso ascoltiamo voi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, mi senti? Chiamo Prego. Trieste. Ciao. Allora, pronto? Ciao. Sì, ciao. Allora, omaggio a Salvini, logicamente, però ora dobbiamo fare i conti e capire quanto ci è costato questo processo e farlo a pagare a quei giudici, che tanto si parla che devono pagare, politicizzati.
Tra l'altro mi pare che nel nuovo decreto sicurezza ci sia una clausola di questo tipo, che devono pagare anche i giudici. E questo la Lega, in primis, deve aprire la porta ed iniziare questo percorso, perché è ora di finirla. Questi hanno fatto un processo lungo 5 anni a spese nostre. Grazie Poi caro, grazie caro, ti taglio perché sono in chiusurissima, però ci sarà un referendum in primavera sulla magistratura e quindi è il caso di votare in massa. Open Arms, soluzione per Salvini, il centrodestra passa al contrattacco, la sentenza definitiva in Cassazione, Meloni chiede l'applauso al Senato, accusa ingiusta, Paginoni oggi sul Corriere, la partita persa dall'accusa sull'obbligo di sbarco, le due procure divise dall'idea di saltare l'appello e poi il leghista criminalizzato per aver difeso i confini e riapre il dossier Viminale. Di spalla l'Unione Europea e la lista dei paesi sicuri, il PPE vota con le destre e questa è una notizia, ne abbiamo parlato prima con la Tovaglieri, se ve la siete persa la trovate tra poco nel podcast di Radio Libertà. Il Mercosur, i paletti di Meloni, ora servono più garanzie. Macchinari, formaggi e vini, cosa succede all'export e quanto caleranno i dazi? L'effetto di questo accordo del Mercosur con i 4 paesi del Sud America. La paura, te l'ho detto, è che ci arrivino schifezze che costeranno pochissimo, ma saranno schifezze non controllate dall'Europa. Ma l'Europa adesso dice no, le controlliamo e siamo l'ago della bilancia. Che facciamo? Lo votiamo oppure no? Per fare un piacere a Trump o per fare sì che Trump non se lo becchi tutto quanto lui? Giro di nuovo la pagina sul Corriere, fa gli occhi a mandorla, la Miss perde il titolo e diventa icona di destra. Eccola qui la foto con gli occhi a mandorla. Guarda, li faccio anch'io. Ecco gli occhi a mandorla di Sammy Varin. Sono un po' più brutto, ma sono a mandorla anch'io. Sara Zavne, 22 anni, e ha fatto questa cosa per scherzo, per dire che era stata in un ristorante cinese. Non fatelo mai più. Siete dei razzisti altrimenti. A 105 anni ricordo ancora le 100 tappe in Italia con Carlo. Giorni bui, soffro per i giovani. Oggi, a pagina 35, l'intervista con la vedova dell'ex presidente della Repubblica Ciampi, Franca Ciampi, 105 anni. Siamo dove? Dove siamo? Sul quotidiano Il Giornale. Era tutta una bufala, signori. Paginone su Salvini assolto. Difendere i confini non è un reato. E Giorgia che dice ha svolto il proprio dovere. Forza Matteo. Il via libera dal Parlamento UE alla lista dei paesi sicuri. Ma sempre su Salvini, leader leghista in ostaggio dei PM per 2220 giorni. E adesso chi paga? Ricchissimo anche Il Giornale che dice a pagina 4: occhio a quest'uomo, l'imam di Lecce che studia dal leader e fa anche l'elogio del capo di Hamas. La denuncia dell'eurodeputata della Lega Cisint, filo rosso islamista che attraversa l'Italia. Guarda che bel barbuto, eh? Sembra quasi il nostro Simone. No, tu sei più bello. I nuovi idoli a sinistra, i 3 resistenti palestinesi, stesso format usato per Shanin, mobilitazione di piazza per gli imputati dell'Aquila, non toccate i barbuti. E l'ultima segnalazione, poi me ne vado, dal Giornale, Milano Cortina, bellissimo, il viaggio della Fiaccola, quel fuoco sorvegliato speciale in volo tra lanterne e guardiani. Tedofora lei stessa nella carica dei 10.001 che attraversano in questi giorni l'Italia, custodisce fiamme che non devono mai spegnersi e se succede meno 50 alle Olimpiadi, paginone tutto da leggere sulla storia della fiaccola olimpica sul quotidiano Il Giornale. Sammy Varin qui si ferma, tra poco l'editoriale di Sallusti, poi Giulio Cainarca e poi alle 11 torniamo insieme.